un pezzo di Pompei a Badia Polesine. Infatti, nello spirito di scambio di opere d'arte e grazie alla collaborazione con la Soprintendenza Speciale per Pompei, è possibile ammirare presso il ridotto del Teatro Sociale, assieme alle altre opere della collezione Balzan, l'affresco pompeiano del I secolo d.C., Narciso con Amorino. Questa è sicuramente un'occasione per Badia, un'occasione per la collezione Balzan. Speriamo che saranno molti i visitatori per la collezione nei prossimi 2 mesi, infatti quest'opera sarà a Badia solamente fino ai primi di novembre. È doveroso un riferimento alla Fondazione Balzan, in quanto se questo affresco è arrivato a Badia è sicuramente grazie alla Sovrintendenza di Napoli, ma anche grazie a un incontro con il professor Mario Torelli, premiato Balzan 2014 per l'archeologia classica, e in quanto è stata proprio sua l'idea di questo importantissimo scambio di opere. L'affresco ha preso il posto del quadro di Domenico Morelli, Il bagno pompeiano, proprietà della Fondazione Internazionale Balzan, che si trova in questi giorni al Museo Archeologico di Napoli, nell'ambito della mostra Pompei e l'Europa 1748-1943.